Nibali rimane ancora lì, siamo ormai a 1500 metri dalla conclusione del 120° campionato italiano, ha speso tantissimo Bagioli e Battistella che adesso si porta al comando. Ballerini a questo punto mi viene da credere o prova all'ultimo chilometro o gioca di carte allo sprint, evidentemente ritiene di essere all'altezza di Nizzolo, Colbrelli, Sbaragli e degli altri velocissimi presenti nel gruppo di testa. Attenzione perché se si vuole tentare l'attacco bisogna provarlo adesso, ma è difficilissimo, la velocità è elevatissima. C'è anche Andrea Vendrame, discretamente veloce, certamente non velocissimo. In questo momento la situazione vede sempre Battistella, là davanti c'è anche Danielos, stanno preparando lo sprint. Abbiamo visto Davide Ballerini che si è stretto proprio nell'ultimo chilometro del campionato italiano. Straordinari davvero Bagioli e Battistella che non potranno figurare verosimilmente ai primissimi posti. Nibali ci prova all'ultimo chilometro. Emozionante, che carattere Vincenzo Nibali, che carattere Vincenzo Nibali. Credo sia proprio un problema anche perché si ferma immediatamente. Adesso parla alla radio. Parla con l'ammiraglia via radio Vincenzo Nibali, siamo nella zona transennata. Daniel là davanti, attenzione signori, il campionato italiano qui a sulla Pisa e poi sull'ultima salita della rovina per andare a vincere allo sprint la sua partita. Bravi! Questo secondo turno. casa della volata che è regolata da una coppia se Matteo Trentin.